Buonasera da Sicilia 24, i titoli. La festa si trasforma in panico, in fiamme a Ragusa un ristorante, 14 feriti, la più grave una donna con ustioni di secondo grado e un edema maculare all'occhio. Palermo, centro storico nelle mani di baby gang, bande etniche e rapinatori, fermato alle forze dell'ordine un iraniano, seminava il terrore tra via Roma e via Macheda. Etna preso d'assalto, il maltempo in quota non scoraggia curiosi e turisti che tentano di avvicinarsi al fronte lavico, rafforzati i controlli nelle strade di accesso, il soccorso alpino invita alla prudenza. Quando l'Etna sbuffa, la ricaduta di cenere vulcanica condiziona l'operatività dell'aeroporto di Catania. A Sicilia 24 vi mostriamo come funziona il sistema delle chiusure degli spazi aerei. Messina, la procura apre una terza inchiesta sull'attività dell'ex rettore dell'università Salvatore Cruzzo Crea. Sotto la lente dei magistrati, le sue presenze a medicina e farmacologia e il lavoro al Policlinico. Agrigento, dopo un'attesa durata 40 anni, lo stadio Esseneto potrà avere un impianto di illuminazione. È arrivato il decreto di finanziamento. Calcio, in Serie B il Palermo domani in campo a Cosenza per invertire la rotta, panchina pericolante per Dionisi in assenza di risultato. Serie C, il Catania domani sul campo dell'Altamura cerca il riscatto, il tecnico toscano chiede ai suoi una prova di coraggio. Messina e Trapani verso il derby di lunedì, giallorossi ancora alle prese con i problemi societari. Bentrovati, è stato sequestrato il ristorante, è andato a fuoco a Ragusa mentre al suo interno era in corso una festa. Ingenti i danni, 14 feriti, la più grave una donna con un edema maculare e ustioni di secondo grado. Veronica Barbarino. Una festa in corso, un DJ e la gente in piedi con delle candele scintillanti. Una di queste avrebbe innescato le fiamme sul lampadario di stoffa. Sembrerebbero esserci pochi dubbi quindi sulla causa dell'incendio che ha messo in pericolo gli avventori di un noto ristorante alle porte di Ragusa. L'atmosfera di festa si è trasformata in panico nel giro di pochi istanti. Le fiamme si sono propagate velocemente e i clienti sono stati fatti uscire all'esterno. 14 di loro sono stati portati in ospedale per lievi ustioni e lieve intossicazione da fumo. Una di loro ha riportato ustioni di secondo grado e un edema maculare all'occhio e non si esclude il trasferimento al centro ustioni dell'ospedale Canizzaro di Catania. La donna ha raccontato di avere improvvisamente visto al centro della pista una lampada a prender fuoco e nel giro di pochi minuti il locale avvolto completamente dalle fiamme. Al momento della fuga, la donna racconta ancora, l'uscita principale era bloccata dal rogo e molti impauriti sono saltati fuori dalle porte a vetri. Il tetto iniziava a cedere e pezzi infuocati cadevano sulle persone. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente. L'intera struttura è ora stata posta sotto sequestro dalla procura e le indagini da parte di vigili del fuoco e polizia sono in corso per confermare le cause dell'incendio e verificare le misure di sicurezza del locale. Palermo violenta non accenna a rientrare nella legalità. Un intero quartiere al centro della città tra via Roma e via Macheda, una volta parte del salotto buono, è nelle mani di baby gang, bande etniche, piccoli ladri e rapinatori. Fermato un iraniano che era divenuto il terrore della zona. Maglio Viola. Una volta erano le vie della Palermo Bene, il centro indiscusso della città. Ora sono le strade delle aggressioni in mano alle baby gang e a piccole bande italiane e straniere che si confrontano fra loro. Da una parte la via Roma, che dalla stazione ferroviaria centrale della città porta verso la via Cavour, dall'altro la via Macheda, oggi pedonale, che dal Teatro Massimo porta sempre alla stazione ferroviaria. Se il primo tratto di via Macheda è diventato la passeggiata dei locali, una sorta di friggitoria all'aperto, la seconda parte, dopo i quattro canti, esattamente come la sottostante e parallela via Roma, è terra di nessuno. L'ultimo episodio, oltre alla vetrina spaccata nella notte in un negozio di calzature, ieri pomeriggio, quando la polizia ha fermato in via Roma un iraniano che per 2 settimane era stato il terrore della zona. Fermava i passanti per picchiarli senza un motivo, entrava nei negozi e minacciava clienti e commessi, ma senza una vera ragione. Ieri ha reagito anche agli agenti della squadra Falchi e per questo è stato arrestato. Ma fra via Macheda, Alta e via Roma le aggressioni sono all'ordine
all'ordine del giorno, risse fra giovani della mala movida, risse fra gang etniche, giovani e turisti accerchiati da baby gang per rubare un telefonino o la macchina fotografica, vetrine dei negozi spaccate a martellate o con le auto rubate. Ma la violenza scatta anche soltanto per uno sguardo non gradito, per un'auto parcheggiata male, e a questi si aggiungono vandalismi all'arredo urbano, alla segnaletica stradale e persino danni alle videocamere di sorveglianza della control room o a quelle del traffico che governano la ZTL. Nei giorni scorsi il sindaco di Palermo ha lanciato un appello alla città: non vandalizzate la vostra città, palermitani, è stata la sua frase, perché furti e atti vandalici sono all'ordine del giorno anche ai danni dei cantieri aperti per risistemare le fontane, riqualificare le periferie e rifare le strade. A Biancavilla prima avrebbe minacciato la moglie: ti uccido e ti metto dentro la bara, troverò pace solo quando ti ammazzo. Poi l'avrebbe colpita con un pugno allo zigomo destro. È l'accusa contestata a un 44enne di Biancavilla arrestato dai carabinieri della stazione di Paternò per maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto raccontato dalla donna ai militari, l'uomo, spesso ubriaco, l'aveva più volte aggredita anche davanti alla figlia minorenne. La Protezione Civile siciliana ha intensificato il monitoraggio e le attività di assistenza per il crescente afflusso di turisti ed escursionisti attratti dalla colata lavica che negli ultimi giorni ha interessato il versante sud-ovest dell'Etna. Incuranti di divieti e raccomandazioni, nel pomeriggio, nonostante la nebbia e le temperature rigide, numerosi escursionisti si sono avventurati per osservare il magma alla luce del tramonto. Emanuela Corsi. Siamo venuti qui per venire a vedere, incuriositi da questa eruzione, e portare qui i bambini, però il tempo forse oggi non ci ha assistito. Turisti, escursionisti e visitatori in arrivo da tutta la Sicilia per recarsi anche questo fine settimana sull'Etna. La spettacolare eruzione di questi giorni, con la lava che avanza sulla neve, continua a richiamare migliaia di curiosi, spesso improvvisati e senza un'adeguata attrezzatura. Siamo sulla strada provinciale 92 che porta ad Etna Sud, più avanti c'è il rifugio Sapienza, il maltempo, la fitta nebbia che vedete non scoraggia i curiosi che vogliono recarsi anche in questo fine settimana sull'Etna, ma tanti vengono rimandati indietro dalle forze dell'ordine perché sprovvisti di catene e di pneumatici per la neve. Siamo ospitati in un bed and breakfast qui a Nicolosi, volevamo salire sull'Etna se ce lo permettevano, perché la polizia ci ha fermato un po' più sopra perché non avevamo né le catene e manco i pneumatici da neve. Volevamo vedere l'Etna, anche bambini ci tenevano, però pazienza. Ma siete equipaggiati per salire sull'Etna? Sì, avevamo tutto nel cofano, però ce ne ritorniamo. Tristi, ce ne ritorneremo tristi. Intanto, per evitare l'assalto di turisti, in questo fine settimana ha preso il via il nuovo piano viario. La strada provinciale 92 sarà percorribile solo in salita, mentre la strada per Ragalna verrà utilizzata per la discesa, creando così un anello a senso unico per agevolare il traffico e prevenire congestionamenti. Inoltre proseguono gli appelli dei sindaci e dei soccorritori. Consigliamo a chi si volesse recare sul posto di affidarsi solo ed esclusivamente a guide alpine o vulcanologiche, nel rispetto delle ordinanze vigenti. Il rischio è che una bravata possa trasformarsi in una denuncia. Spettacolo, ma non solo. Quando l'Etna sbuffa, succede che la ricaduta di cenere vulcanica vada a impattare sull'operatività dell'aeroporto. Vi spieghiamo come funziona il sistema con Lorena Dolci. Se in caso di eruzione sentite le sigle B1 o C3, gli esperti non stanno giocando a battaglia navale. È il sistema per volare in sicurezza accanto ad un gigante capriccioso. Questa mappa spiega bene come funziona. Lo spazio aereo è diviso in 12 spicchi, il centro è proprio l'Etna. I vulcanologi dell'INGV di Catania lo monitorano H24. Se vedono un pennacchio di cenere comunicano i dati ad un ente viario, il VAC di Tolosa, che decide il colore da dare al VONA, l'avviso per il traffico aereo. Se è rosso, disagi in vista con ritardi e cancellazioni. L'NCO, l'unità di emergenza dell'aeroporto, decide infatti quale settore dello spazio aereo bisogna chiudere per la presenza di sabbia vulcanica. Se la cenere è sul settore B3, chiude lo spazio proprio sopra l'aeroporto. Se incombe sul C1 bis, chiude lo scalo di Comiso. Questo è il corridoio di ingresso degli aerei, dei velivoli. Quando ci sono restrizioni parziali? Quando la nube gravita sui settori est, quindi sul mare, piuttosto che sui settori ovest,
abbiamo la possibilità di utilizzare altri settori abili e agibili per consentire l'atterraggio e il decollo. Quando si chiude uno dei due settori occorre dimezzare e questo comporta ritardi, ovvero addirittura cancellazione dei voli. In questo caso l'autostrada del cielo funziona come una strada a senso unico alternato. Ma come si misura una nuvola? In questo momento la nube si stima il suo posizionamento in atmosfera per il tramite della direzione dei venti prevalenti nelle quote di riferimento. Il sistema, sperimentato da anni proprio con l'Etna, fu adottato solo con la grande eruzione islandese che nel 2014 bloccò gli aeroporti di mezza Europa. A Catania 16 nuovi vigili per rafforzare la lotta all'abbandono e allo scorretto conferimento dei rifiuti e garantire così il decoro urbano. A Messina la Procura ha aperto una terza inchiesta sull'attività dell'ex rettore dell'Università Salvatore Cuzzocrea. Sotto la lente dei magistrati le sue presenze a medicina e farmacologia e il lavoro che ha svolto al Policlinico. Sentiamo Francesco Triolo. La notizia è trapelata dai corridoi del Tribunale di Messina e non è passata sotto traccia, anche se allo stato attuale è tutto coperto dal segreto delle indagini. La Procura, diretta da Antonio D'Amato, avrebbe aperto una terza inchiesta sull'attività accademica dell'ex rettore dell'Università di Messina Salvatore Cuzzocrea. Sotto la lente dei magistrati questa volta sarebbe finita la docenza sviluppata nel tempo nella facoltà di medicina e in quella di farmacologia, oltre alle sue presenze lavorative all'interno del Policlinico universitario. Una vicenda che potrebbe derivare da quanto emerso nella prima udienza del processo per diffamazione che l'ex rettore ha intentato contro il senatore accademico Paolo Todaro, che con una nota inviata nel 2020 anche alla Corte dei Conti e alle procure di Messina e Reggio Calabria aveva accusato l'ex rettore Cuzzocrea di essere un assenteista conclamato al Policlinico e non aveva diritto ad alcune indennità che invece percepiva. Accuse che l'ex rettore ha sempre rispedito al mittente, bollandole più volte come assolutamente false. Si tratta della terza inchiesta che ha coinvolto l'ex rettore dopo il cosiddetto caso ANAC e quello sul caso dei rimborsi che lo ha portato alle clamorose dimissioni nell'ottobre del 2023. Rintracciato ed arrestato in Bulgaria Gaetano Ofria, nipote del boss mafioso Gaetano Badalamenti e latitante a circa 2 anni. L'arresto nell'ambito di una operazione condotta da polizia e carabinieri coordinati dalla Procura di Genova. L'attesa è durata 40 anni. Adesso lo stadio Esseneto di Agrigento potrà avere un impianto di illuminazione. È arrivato infatti il decreto di finanziamento. Davide Sarto. Ad Agrigento purtroppo è notizia che uno stadio comunale si doti di un impianto di illuminazione e lo è soprattutto perché se ne discute da tanto e si promette altrettanto da almeno 40 anni, dai fasti della Serie C1 negli anni 80. Adesso è stato appena pubblicato il decreto di finanziamento da 1.033.000 euro, frutto del Fondo Sviluppo e Coesione, oggetto di intesa tra i governi regionale e nazionale. E il miracolo è stato annunciato dal sindaco. Possiamo dire che è una svolta epocale per Agrigento, perché da tantissimo, io da ragazzino sentivo parlare di questa illuminazione, che sembrava un'utopia, sembrava come un qualcosa che non arrivasse mai. È stato assicurato che i lavori inizieranno nei prossimi mesi per rendere operativo l'impianto il prima possibile, consentendo le partite serali e l'adeguamento conseguente per ospitare eventi e competizioni di rilievo. Finalmente siamo riusciti a dotare questo stadio dell'illuminazione pubblica e da là naturalmente possiamo cominciare a parlare anche di futuro, perché uno stadio che ha l'illuminazione pubblica può cominciare a parlare anche di portare avanti degli obiettivi societari, obiettivi di sport anche di altri livelli. La Cargas, a causa della mancanza di 4 riflettori, recentemente è stata costretta a rinunciare alla Serie C, disputando le gare casalinghe a Siracusa e precipitando nel fallimento societario. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Un torneo sportivo per ricordare Salvatore e Giuseppe Asta, i fratellini uccisi assieme alla mamma Barbara Rizzo nella strage di mafia del 1985 lungo la strada per Pizzolungo ad Erice. Laura Spanò.
Il prossimo 2 aprile segna il 40° anniversario della strage di Pizzolungo. Quel giorno del 1985 la mafia pianificò un attentato per uccidere il PM della procura di Trapani, Carlo Palermo. Sulla strada di Pizzolungo venne collocata un'autobomba che al passaggio della blindata della scorta del magistrato venne fatta esplodere. Nello stesso momento transitava anche l'auto con a bordo Barbara Rizzo Asta, che stava accompagnando a scuola i suoi gemellini di 6 anni, Salvatore e Giuseppe. Morirono tutti, facendo da scudo alle 2 auto con a bordo il magistrato e gli agenti che lo proteggevano. In occasione del 40° è previsto tra gli altri un evento sportivo in programma domenica 30 marzo. Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime, fa un accorato appello e invita i compagni di scuola e gli amici dei suoi fratellini, chiedendo loro di tornare idealmente a giocare con Salvatore e Giuseppe. A 40 anni dalla strage, Giuseppe e Salvatore torneranno a giocare con i loro compagni di scuola e i loro amici. Chi vorrà potrà iscriversi chiamando al 339 35 89 139 per dedicare una giornata in ricordo, anzi in memoria di Giuseppe e Salvatore. Vi aspetto, grazie. La storia della strage di Pizzolungo è una storia apparentemente piccola che molti volevano dimenticare. Quella strage però non fu un episodio isolato, ma il riflesso di un sistema criminale che ha cercato di piegare la società civile al proprio potere. Intanto cresce l'attesa per il 21 marzo prossimo, quando Trapani ricorderà la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promosso da Libera e Avviso Pubblico. E adesso parliamo di sanità. Si può rivedere il principio secondo cui un'area di 4 o 6 milioni di abitanti ci debba essere per forza una sola cardiochirurgia pediatrica. L'assessore regionale Faraone, ospite della trasmissione Il Punto, dà un importante segnale per quanto riguarda il destino del centro di eccellenza di Taormina. Sentiamo. In questo momento c'è una norma, la Balduzzi, che stabilisce che una cardiochirurgia pediatrica può stare su una popolazione che va dai 4 ai 6 milioni di abitanti. Noi in questo momento siamo 4 milioni e 8, però io dico una cosa, bisogna anche considerare le condizioni anche geografiche. Abbiamo la necessità di comprendere che ci sono anche delle condizioni che possono comportare una revisione, almeno per questa nostra regione, di questo principio di una sola struttura presente per un bacino di 4 milioni, 6 milioni di abitanti. Adesso una breve pausa e poi parleremo delle importanti sfide calcistiche che attendono il Palermo e il Catania domani. A tra poco. Eccoci al calcio, domani Palermo in campo fuori casa contro il Cosenza, a rischio Alessio Dionisi che però dice abbiamo tutte le qualità per rialzarci. Marco Gulla. Cambiare rotta e farlo in fretta. L'allenatore del Palermo Alessio Dionisi alla vigilia del match di domani a Cosenza sa bene che i risultati vanno in direzione opposta rispetto a quello che si sperava. Sappiamo che ora è il momento di vincere partite, c'è poco da dire, poi le partite si preparano, si devono preparare, però non conta solo la tattica e la tecnica, ma quello sempre, contano le motivazioni, la volontà, che in partite simili delle volte non è stata pari all'avversario e dobbiamo pareggiare la volontà dell'avversario, che come dicevi tu sarà una volontà importante. Abbiamo un po' di defezioni, lo sapete, perché numericamente in difesa non siamo tanti. Soprattutto per Dionisi è una partita da dentro o fuori. Il tecnico rischia il posto qualora il Palermo non vincesse sul campo dell'ultima in classifica. Perché qua si parla solo dei problemi. Qua si parla solo di quello che non funziona e forse non avete capito che così non funzionerà mai niente, le cose non andranno bene se continuate solo a chiamarvi, io non so come siete abituati nella vostra vita e ci mancherebbe, non lunge da me, ma non c'è mai
un bicchiere pieno, quindi il bicchiere si può vedere un mezzo pieno o un mezzo vuoto. Io sono abituato a vederlo mezzo pieno. Dionisi dovrebbe scegliere ancora lo schieramento con la difesa a 3, nonostante le tante assenze nel reparto. Sembra difficile il ritorno alla retroguardia a 4, anche se non è escluso del tutto. Brunori e poi Ampalo sono i punti fermi. A Cosenza occorrono le loro giocate e i gol per dare nuova linfa al Palermo. Il Catania è già in Puglia per la gara di domani in casa dell'Altamura. Toscano porta con sé anche Stoppa e Montalto, sono 21 i convocati. L'obiettivo è cancellare la brutta prestazione dell'ultima partita con la Casertana. Marco Carli. C'erano anche Matteo Stoppa e Adriano Montalto sull'aereo che ha portato il Catania in Puglia per la partita con l'Altamura. Toscano ha sciolto le riserve nella seduta di rifinitura, anche se il fatto che i due si allenassero con la squadra da qualche giorno induceva all'ottimismo. I convocati in totale sono 21. Le immagini si riferiscono al momento dell'arrivo all'aeroporto di Catania prima del decollo. Sguardi concentrati e voglia di provare a cancellare la brutta prova in casa con la Casertana. Toscano avrà dunque qualche arma in più, da dosare ovviamente, come nel caso di Stoppa, che ha ripreso come detto da poco ad allenarsi in gruppo, ma che ha tanta voglia di tornare importante per la sua squadra e l'ha dimostrato anche in questa settimana. Per il resto c'è Dini in porta, difesa del tutto simile a quella vista nelle ultime partite con l'alternativa a Quaini. A centrocampo anche Frisenna si è fatto vedere durante gli allenamenti settimanali, anche per lui la volontà di mettersi in luce e cancellare l'espulsione di Cerignola e il brutto secondo tempo dell'intera squadra, non solo personale, con la Casertana. Ancora assenti Anastasio, Beters, Dalmonte, Di Gennaro, Lunetta e Sturaro. Inglese sarà sempre al centro dell'attacco, guida dei rossazzurri con i suoi 12 gol segnati, l'ultimo nell'unico tiro in porta dei rossazzurri nell'ultima domenica al Massimino. Altamura Catania sarà seguita da Telecolor, collegamenti a partire dalle 14:30 con lo Stadio d'Angelo, 3 ore live che si concluderanno con le interviste ai protagonisti. Lunedì sera si giocherà al Franco Scoglio il derby tra Messina e Trapani. I giallorossi attendono novità sul futuro societario. Sergio Colosi. Messina fa rima con penalizzazione per demeriti propri per i mancati pagamenti dei contributi previdenziali e per colpa di Turris e Taranto, probabili future escluse. In bilico però c'è anche il futuro del club, abbandonato al suo destino da Sciotto e Cissé. Il quadro disarmante accompagna la lunga vigilia al derby Messina-Trapani, in programma lunedì sera al Franco Scoglio. L'esclusione di Turris e Taranto porterebbe ad un -10 alla classifica dei Granata. Antonini minaccia di non mandare la squadra a Messina, più una provocazione comunque che una reale volontà. Il club giallorosso rischia il fallimento, diviso da un possibile contenzioso tra Sciotto e Cissé. In soccorso ci sarebbero Franz, il presidente della Serie A, e l'imprenditore Mannino, pronti a salvare il Messina, a patto di rilevarlo a costo zero da Sciotto, che potrebbe avvalersi della clausola rescissoria per inadempienza degli acquirenti, ma al momento non sembra intenzionato a farlo. Questione intrigata tra gelosie, ripicche e colpi proibiti. Messina-Trapani segnerà anche il ritorno di Pavone e Anatriello e la voglia di riscatto di Crimi e Gelli, ma questi temi trovano poco spazio nei pensieri dei tifosi. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.